Da lunedì il Friuli Venezia Giulia sarà in zona rossa, i contagi crescono a velocità doppia rispetto al resto del paese, l'indice RT sale a 1,39, solo la provincia di Pordenone sotto i 250 casi ogni 100.000 abitanti. Un lotto del vaccino AstraZeneca consegnato in Friuli Venezia Giulia e dichiarato dall'AIFA non somministrabile è stato bloccato a scopo precauzionale messo a disposizione dei carabinieri del NAS. Deborah Serracchiani ha rifiutato di candidarsi alla guida del Partito Democratico in vista dell'assemblea di domenica. Dobbiamo dare una prova di grande unità ed evitare qualsiasi divisione, dice a Telefriuli. Borgo Stazione a Udine passato al setaccio a partire dal pomeriggio per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Un centinaio gli agenti impegnati nei controlli a tappeto fino a tarda serata. Nella notte a Castions di Strada è stata incendiata l'auto utilizzata dalle suore della Scuola dell'Infanzia Italia. Per le religiose l'obiettivo del vandalo era quello di distruggere l'asilo, preoccupazione in paese. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Non è ancora ufficiale, ma è certo, da lunedì il Friuli Venezia Giulia sarà in zona rossa. L'RT è salito a 1,39, crescono i nuovi contagi, focolai, aumenta la pressione nelle aree mediche Covid degli ospedali. Solo la provincia di Pordenone resta sotto i 250 casi ogni 100.000 abitanti, criterio individuato per il passaggio in automatico nella fascia con le restrizioni massime. L'arancione alle ore contate in Friuli Venezia Giulia, l'ufficializzazione come sempre è attesa per venerdì, ma è ormai certo il passaggio della regione in rosso da lunedì 15 marzo e per almeno 2 settimane. La bozza del report del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità indica un RT a 1,39, la scorsa settimana era 0,92. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei test effettuati in regione è cresciuta dal 13,1 al 14,4%. I focolai attivi sul territorio sono cresciuti da 766 a 1062, i nuovi focolai da 369 a 545. Se il tasso di occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva scende dal 35 al 34%, cresce invece in maniera importante quello nelle aree mediche, dal 30 al 37%. Anche il criterio che fa scattare in automatico il passaggio in zona rossa al superamento dei 250 casi ogni 100.000 abitanti condanna il Friuli Venezia Giulia. I dati di ieri parlano di 368 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni a livello regionale. Nella provincia di Udine sono 524, a Gorizia 440, a Trieste 255 e nella provincia di Pordenone 143. Dunque il Friuli Venezia Giulia torna in zona rossa. L'ultimo giorno con restrizioni massime nel nostro territorio si era vissuto, per effetto del decreto Natale, il 6 gennaio. In quel caso però si trattava di provvedimenti validi per l'intero territorio nazionale. Questo invece sarà il primo intervento mirato per il nostro territorio. Vediamo allora gli ultimi dati relativi all'evoluzione della pandemia nella nostra regione. 16 oggi i decessi con Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 7.537 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 651 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,64%. Su 3.250 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 340 casi, il 10,46%. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61, mentre quelli in altri reparti salgono a 497. Le persone in isolamento oggi sono 12.616. E in Friuli Venezia Giulia il virus corre a velocità doppia rispetto al resto del paese, ce lo dice l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe.
Il Friuli Venezia Giulia è la regione in cui nell'ultima settimana si è registrato in percentuale il maggiore incremento di nuovi contagi in Italia, più 38% rispetto alla media italiana del 18%. Il virus nel nostro territorio corre a velocità doppia rispetto al resto del paese. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale effettuato dalla Fondazione Gimbe. La maggior parte degli indicatori risulta in peggioramento nel periodo compreso tra il 3 e il 9 marzo. I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti toccano quota 1012 e sono ancora sopra la soglia di saturazione, al 34%, i posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva. La Fondazione Gimbe sottolinea come il contagio avanza in tutta Italia, con tutti i numeri in aumento nell'ultima settimana. Sul fronte dei vaccini, relativamente alla consegna, a 3 settimane dalla fine del trimestre, Gimbe evidenzia come manchino all'appello più della metà delle dosi previste. Il Friuli Venezia Giulia è terza in Italia, dopo Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento, per percentuale di cittadini che ha completato il ciclo vaccinale, il 3,7% rispetto alla media nazionale del 2,9%. Nella nostra regione sono state somministrate sia la prima che la seconda dose del siero al 5,7% della popolazione over 80, nel resto del paese la media è del 5,2%. La Fondazione Gimbe chiede che siano decise nuove restrizioni in base a dati ed evidenze scientifiche, senza interpretazioni opportunistiche, afferma il presidente Nino Cartabellotta, e in nome di un vero rilancio economico del paese. Un lotto del vaccino AstraZeneca consegnato in Friuli Venezia Giulia è stato bloccato come da indicazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'EMA. La Direzione Centrale Salute ha provveduto ad accantonare immediatamente le dosi. A scopo precauzionale sono state poi messe a disposizione dei carabinieri del NAS che procederanno al sequestro. Si tratta del lotto dichiarato dall'AIFA non somministrabile. Il lotto è diverso da quello sospeso in Austria e che ha indotto anche la Danimarca a sospendere del tutto la somministrazione del vaccino messo a punto con l'Università di Oxford. La decisione è stata presa in via precauzionale, al momento non risulta alcun nesso di causalità con gravi eventi avversi. I campioni nei prossimi giorni verranno utilizzati dall'Istituto Superiore di Sanità. AIFA comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile. E di vaccinazioni ha parlato questa mattina in aula il vicepresidente della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. Le somministrazioni medie giornaliere di vaccini anti-Covid in Friuli Venezia Giulia sono passate dalle 1.400 dosi di gennaio alle 2.200 di febbraio, alle oltre 3.300 nei primi giorni di marzo, e si prevede a breve di attestarsi su una potenzialità di oltre 7.000 dosi con l'apertura delle sedi extra ospedaliere distrettuali sul territorio regionale. Ciò è stato precisato sulla base delle forniture disponibili. La campagna sta proseguendo ed è stata avviata a domicilio per gli over 80, ha aggiunto Riccardi. Finora, secondo l'aggiornamento, sarebbero state somministrate oltre 142.000 dosi delle 170.000 consegnate. A oggi 70.000 over 80 su una platea potenziale di 108.000 persone hanno chiesto di essere vaccinati prenotando la dose. Il vicepresidente ha anche ricordato che delle oltre 300 unità di personale aggiuntivo per le somministrazioni previste dalla precedente struttura commissariale in regione sono state assegnate meno di 50. Sempre in tema di vaccini ci sono state oggi 2 riunioni. In mattinata si è riunita la conferenza delle regioni convocata dal presidente Bonaccini e poi nel primo pomeriggio la conferenza Stato-Regioni convocata dal ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini. Al centro dell'attenzione appunto le ipotesi di revisione del piano nazionale vaccini. C'è appunto emersa l'esigenza di completare con le categorie già avviate, forze di polizia, scuola, di andare avanti con gli ultra ottantenni, disabili, le fasce di rischio rappresentate da chi è affetto da gravi patologie, per proseguire poi per fasce anagrafiche, per fasce d'età, insomma, per arrivare ad immunizzare tutti i cittadini over 60.
E da oggi in piazza San Giacomo è attivo il primo gazebo del centro storico di Udine in cui si effettuano tamponi rapidi. Il servizio è stato messo a disposizione da una farmacia della zona. Gli udinesi che vivono il centro cittadino hanno da oggi la possibilità di avvalersi della farmacia del Monte per effettuare in caso di necessità il test rapido per il Covid. Oltre a oggi il servizio sarà attivo anche sabato e successivamente in base alle prenotazioni ricevute in un gazebo allestito in piazza San Giacomo. Abbiamo messo a disposizione di tutte le farmacie della città gratuitamente la possibilità di occupare suolo pubblico per effettuare questo servizio che è veramente molto importante. Non solo in questo luogo verranno effettuati i tamponi, ma ci sono anche altre farmacie che hanno approfittato di questa possibilità. Ma come è stato organizzato al suo interno il gazebo? Sì, abbiamo previsto innanzitutto di avere una pedana per essere rialzato rispetto al suolo, diciamo, pubblico. La pedana poi è stata ricoperta con un tessuto, una gomma particolare che è igienizzabile, sanificabile, quindi può essere tutto sanificato. Anche l'arredo è fatto in modo che sia il più scarno, ma anche il più efficacemente sanificabile possibile. Qualora il paziente risulti positivo, il risultato viene inviato direttamente all'ASL che provvederà poi a chiamare la persona per eseguire un tampone molecolare. Questo è un primo screening che però permette alla persona già di avere un'indicazione, no? Soprattutto se è venuto in contatto con persone positive. Che non tutti vogliono o possono muoversi e quindi avere il punto tampone, diciamo, sotto casa è credo la cosa migliore si potesse realizzare. Siamo alla pagina politica. Deborah Serracchiani ha rifiutato di candidarsi alla guida del Partito Democratico. Dobbiamo dare una prova di grande unità ed evitare qualsiasi divisione, ha detto a Telefriuli in vista dell'assemblea di domenica. Credo si debba raggiungere il massimo di unità intorno a Enrico Letta, il segretario che voteremo domenica. Con questa motivazione la deputata e vicepresidente del Partito Democratico Deborah Serracchiani ha risposto no grazie alla richiesta avanzata in particolare dalle donne democratiche di candidarsi alla guida del PD. Il partito dice deve superare le divisioni e maturare. Io intanto ho ringraziato tanti e tante donne che mi hanno chiesto appunto questo passo in avanti, però ho ritenuto oggettivamente che oggi fosse necessario davvero dare una prova di grande unità. Quella di domenica prossima è un'assemblea che si è formata peraltro con un'altra maggioranza congressuale, non possiamo non tener conto della necessità veramente di evitare oggi delle divisioni. Le dimissioni del segretario nazionale sono state ovviamente un fulmine a ciel sereno e ci hanno sicuramente disorientato e creato delle oggettive difficoltà in un passaggio così delicato come quella della nascita del governo Draghi. Oggi però possiamo dire che ci stiamo avviando verso un'assemblea, quella di domenica, direi per lo più unitaria, che darà mandato al nuovo segretario, e questo nuovo segretario è stato individuato in Enrico Letta. Ho chiesto però al segretario nazionale di farsi carico di alcuni nodi che sono fondamentali all'interno del Partito Democratico. Va avviata una discussione politica vera, seria, profonda su quello che il Partito Democratico è oggi e su dove vogliamo arrivare. Dobbiamo ritrovare quest'unità non solo di facciata, ma che dobbiamo però crescere e maturare. Ne ha bisogno il Partito Democratico, ma io sono convinta che anche il campo del centro-sinistra tutto sia necessario al Paese, quindi lavoreremo per questo insieme. E anche Deborah Serracchiani sarà protagonista della puntata di questa sera di Screenshot, in onda a partire dalle 19:45 con Davide Vicedomini in studio. A proposito di politica, maggioranza e opposizione divise come ampiamente previsto sul disegno di legge 125 in materia di politiche integrate di sicurezza, i cui lavori di approvazione sono stati stoppati poco prima delle 19. Si proseguirà nella prossima sessione che sarà stabilita martedì prossimo dalla conferenza dei capigruppo. Il servizio. Erano gli articoli dove era prevista la polemica principale e così è stato. Il Consiglio regionale non ha ancora concluso il percorso per approvare il disegno di legge 125 sulle politiche integrate di sicurezza, ma ha approvato la parte dedicata ai volontari per la sicurezza. Gli articoli prevedono che la Regione promuova l'impiego delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni
comprese quelle d'Arma e le associazioni delle forze dell'ordine, nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia. Dalla maggioranza viene sottolineato ancora una volta come non si tratti di ronde di cittadini, un concetto però respinto dalle opposizioni, le quali hanno ricordato come una norma simile del Veneto sia stata già bocciata dalla Corte Costituzionale. L'Aula ha anche approvato l'articolo che prevede il coordinamento delle polizie locali da parte della Regione, la quale potrà avvalersi degli uffici del comune capoluogo e potrà attivare interventi operativi dei nuclei specialistici o le unità dedicate alla prevenzione del crimine. Borgo Stazione al setaccio a Udine per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Un centinaio gli agenti in campo opereranno fino a tarda serata. È in corso una vasta operazione congiunta della Polizia di Stato e dei Carabinieri finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di spaccio delle sostanze stupefacenti nella zona di Borgo Stazione e del Castello di Udine. L'attività parte da un'investigazione più ampia condotta dalla squadra mobile della Questura dei Militari del reparto operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri del capoluogo friulano. In campo le pattuglie della Guardia di Finanza e anche della Polizia Locale, le unità cinofile dei Carabinieri, per un totale di quasi 100 operatori di polizia. Partecipano al nucleo antisofisticazione e il nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri per mirati accertamenti sulla salute pubblica, rispetto delle normative anti-Covid e giuris lavoriste. L'operazione si colloca in un'attività ordinaria di controllo del territorio che le forze di polizia di Udine normalmente attuano nella zona, prendendo spunto anche da segnalazione da parte dei cittadini riguardo attività di spaccio e degrado sociale in diversi punti del centro urbano. Rissa questa notte proprio nella zona di Borgo Stazione, dove si sono presi a sprangate alcuni cittadini stranieri. A chiamare il 112 sono stati i residenti, spaventati dalle grida e dalle urla. All'arrivo delle forze dell'ordine e i carabinieri della polizia locale è stato trovato a terra un uomo, cittadino pakistano, di fatto senza fissa dimora, ventenne, che è stato gravemente ferito al volto. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Sono in corso le operazioni di identificazione dei responsabili delle lesioni e delle persone coinvolte nella rissa. Ed ora ci spostiamo a Castions di Strada, dove c'è preoccupazione per alcuni episodi che si sono verificati negli ultimi 2 giorni. L'ultimo in particolare: è stata data alle fiamme la vettura utilizzata dalle suore della scuola dell'infanzia Italia per le religiose. L'obiettivo era proprio quello di distruggere l'asilo. Hanno avvicinato la macchina al muro della scuola, perché l'avevo parcheggiata abbastanza lontano io, era proprio vicino al muro della scuola, come per dire diamo fuoco anche alla scuola. E questo non posso accettare, perché è la scuola dei bambini, i bambini non si toccano. È stato molto 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 terribile, proprio non ho parole. Sono le parole di una delle religiose della scuola dell'infanzia Italia di Castions di Strada, dove questa notte un ignoto incendiario ha dato fuoco alla vettura utilizzata dalle suore. L'automobile è andata completamente distrutta. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Latisana per tutti gli accertamenti. Il vandalo ha lanciato un sasso infrangendo un cristallo della macchina, versando poi all'interno dell'abitacolo la miscela accelerante contenuta all'interno di una tanica usata per gli strumenti per la cura del verde del parco della scuola. Sul posto anche il sindaco Ivan Petrucco, che già ieri aveva segnalato ai militari dell'Arma un atto vandalico con l'imbrattamento di diverse mura delle case del paese. Verso mezzanotte così ho sentito una sirena fortissima e io ho detto: ma che cosa sarà, cosa non sarà? E man mano scendevo le scale, perché noi abitiamo sopra, e sentivo sempre più forte questo allarme. Vedo attraverso la porta la macchina in fiamme, delle fiamme altissime. Io mi sono tanto spaventata che non potete immaginare. Ho chiamato subito i pompieri e poi sono venuti anche i carabinieri e hanno scontrato che è doloso. Sconvolti i papà e le mamme dei bambini, che ricordano un episodio accaduto a Natale, quando un vandalo diede fuoco al presepe. Io sono arrivata qua, sono sconvolta, nel senso che anche a Natale hanno bruciato il presepio. Ho detto,
vicino al platano che lo avevano fatto, no? Ho detto, ma questa gente che gente è? Non si può stare tranquilli qua neanche in un asilo più. Una roba incredibile, sì. Anche sì, non ho parole un po', sì. E qua non si riesce a capire più niente. Non so se la gente è andata fuori di testa per il Covid, non so cosa succede. Non si riesce a capire per il motivo, ecco. Sì, siamo molto preoccupati e anche qua nel nostro piccolo paesino non siamo di certo abituati a sentire queste brutte notizie, quindi speriamo che al più presto i responsabili o il responsabile, insomma, venga preso e insomma paghi delle proprie azioni. Un cittadino cubano di 26 anni residente nel San Danielese è stato denunciato per danneggiamento, resistenza pubblico ufficiale, sanzionato per ubriachezza e inosservanza delle disposizioni anti-Covid-19. Stanotte ha accompagnato all'ospedale di Udine la convivente e oltre a non rispettare le norme anti-coronavirus ha dato in escandescenze danneggiando una sedia, una parete in cartongesso del nosocomio. In stato di ubriachezza ha opposto resistenza ai carabinieri trattenendo con forza la convivente per le braccia. I militari lo hanno bloccato, hanno affidato la compagna alle cure mediche dei sanitari. Poco spazio vitale, scarsa reazione pulizia, venivano trasportati in queste condizioni 13 cuccioli di maltese sequestrati dalle Fiamme Gialle di Portogruaro. 13 cuccioli di maltese, alcuni non ancora svezzati, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza della compagnia di Portogruaro, che hanno controllato un'auto con targa italiana e un furgone con targa estera provenienti entrambi dalla Romania, in sosta in una stazione di servizio della zona del Portogruarese. Nel bagaglio della vettura 2 piccole scatole di cartone all'interno delle quali c'erano 13 cuccioli di maltese trasportati in condizioni non idonee, poco spazio vitale, scarsa reazione e pulizia. Il veterinario del Servizio Sanitario Pubblico non ha rilevato alcun chip identificativo sui cuccioli. Sulla scorta così delle direttive impartite dalla Procura della Repubblica di Pordenone, i militari hanno sequestrato i cani, poi affidati al canile sanitario Villa Electra di San Donà di Piave. I 2 uomini sono stati invece denunciati all'autorità giudiziaria di Pordenone per traffico internazionale di animali e maltrattamenti. La pagina economica, tante ombre nel bilancio post-pandemia delle imprese del Nord-Est, però già nel 2022 i valori dovrebbero tornare a quelli precedenti l'emergenza sanitaria. Questi i principali contenuti del rapporto della Fondazione Nord-Est. Un calo nel PIL che nel nord-est è arrivato al 9,3% con un recupero solo parziale nel 2021 e il 70% degli imprenditori traguardano il 2022 come anno di un ritorno a valori pre-pandemia. È il quadro emerso dal rapporto 2020 della Fondazione Nord-Est presentato oggi e dell'evocativo titolo La ripartenza. Il nord-est secondo lo studio pagherà un prezzo più alto in quanto non dipende dal mercato domestico come quello del sud. Solamente il 5,6% delle imprese infatti dichiarano di non aver nessun rapporto con l'estero, mentre il 40% ha una rete commerciale e il 14% ha anche una rete produttiva. Per l'innovazione il 40% delle imprese nordestine ha utilizzato lo smart working durante la prima ondata e il remote working è passato dall'1,2 al 10%. Il direttore scientifico dell'istituto Carlo Carralo nel suo intervento ha sottolineato come la pandemia possa essere assimilata a un incidente in Formula 1 dove tutti gli attori dovranno ripartire dietro a una safety car. I danni, ha spiegato, sono così gravi che le differenze tra paesi si sono attenuate facendo emergere talenti nuovi. È fondamentale la ripartenza e chi saprà disegnare le migliori strategie e usare al meglio le risorse dell'Unione Europea. Carraro ha invocato in particolare investimenti di innovazione anche dal governo e dalle regioni. Giuseppe Bona, amministratore delegato di Fincantieri, ha posto l'accento sull'importanza dei giovani, i quali si troveranno a dover ripagare i debiti del Recovery Fund. In particolare la preoccupazione è legata al modo di pensare, legato all'immediato e non in prospettiva futura. Semestre d'oro per il MOL, il margine operativo lordo della Danieli che è al più 46%. Utile netto penalizzato dall'andamento del dollaro, portafoglio ordini a 2,7 miliardi. Buone le aspettative per il secondo semestre di esercizio. L'utile netto scende da 21,1 a 14,1 milioni per effetto del dollaro, ma le prospettive sono di recupero nel secondo semestre dell'esercizio.
Un ex carabiniere di Udine ha denunciato Achille Lauro per il vilipendio alla bandiera. Il cantante, durante la penultima puntata di Sanremo 2021, si è presentato sul palco tenendo una bandiera tricolore in mano. Appena scesa la scalinata dell'Ariston, ha gettato a terra il vessillo. Il gesto non è passato inosservato a diversi telespettatori, tra i quali l'udinese, che ha presentato formale denuncia al prefetto di Imperia. A presentare l'esposta è stato il consulente del lavoro Simone Tutino, carabiniere ausiliario in congedo. La festa della patria del Friuli, che corrisponde alla nascita del Patriarcato di Aquileia nel 1077, sarà celebrato il 3 aprile solo con l'innalzamento della bandiera con l'aquila sulla specola del castello di Udine. Tutte le iniziative previste per i festeggiamenti sono state rinviate a settembre, Covid permettendo, in occasione di Friuli Doc. Anche quest'anno Udine non potrà organizzare per il 3 aprile la Fieste de Patrie dal Friul. Le diverse iniziative previste in occasione della ricorrenza saranno spostate a settembre in concomitanza con Friuli Doc, Covid permettendo. Avremo adesso un mese, un periodo molto difficile perché i casi aumentano e quindi è impossibile organizzare feste, organizzare incontri, fare manifestazioni anche nella città di Udine. Ricordiamo la nascita dello Stato patriarcale, il 1077, è la storia in pratica della nostra terra, della nostra cultura, della nostra identità. Purtroppo le condizioni non ci permettono di organizzare bene e soprattutto ci impediscono di far partecipare a questa festa tante persone. Qualcosa però faremo lo stesso il 3 di aprile, e faremo un alzabandiera nella specola, è una cosa molto semplice per ricordare questo avvenimento, questa data importante nella nostra storia. A settembre invece una grande manifestazione con la partecipazione, speriamo, di tanti amministratori e anche di tanta gente. Tra poco dal mondo dello sport le ultime notizie sull'Udinese, le reazioni allo stop nel calcio dilettanti, l'anteprima del weekend di volley e la ginnastica ritmica e poi, come sempre, le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Noi ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento di serata.